58 anni fa, il 30 marzo del 1963, l'aereo DC-3 Itavia, partito da Pescara e diretto a Roma Ciampino, precipitò sulle pendici del Monte Serra Alta. Nell'impatto morirono 8 persone, 5 passeggeri e 3 componenti dell'equipaggio. Per anni sulle cause di questo incidente sono state raccontate una serie di imprecisioni ed inesattezze, ma nel gennaio 2017 Marco Monti ha presentato un libro intitolato L'ultimo viaggio dell'Itavi, tutta la verità, un libro che grazie alla collaborazione tecnica del comandante pilota Davide D'Agostino ha finalmente chiarito cosa è veramente successo quel drammatico giorno. Nel 2019, a distanza di soli 2 anni e nel giorno del 56esimo anniversario dell'incidente aereo, Marco Monti ha presentato la seconda edizione del volume, che contiene ulteriori novità sull'incidente aereo. Alla presentazione del volume parteciparono anche i familiari delle vittime e 2 hostess dell'Itavia che hanno fornito all'autore ulteriori documenti per la realizzazione della seconda edizione. Il libro annulla tutte le inesattezze e le imprecisioni raccontate e scritte dal 1963 ad oggi, dimostrando che a causare l'incidente furono una serie di concause, il maltempo, il vento forte e l'inefficienza degli strumenti tecnici. L'autore dei volumi, Marco Monti, non ha sospeso la sua ricerca ma sta continuando a lavorare, sta già preparando una mostra con materiale inedito e sta già lavorando ad un nuovo volume in edizione speciale per il 60° dalla tragedia del 30 marzo del 1963, in cui presenterà un libro all'interno del quale saranno inserite nuove foto anche a colori del DC-3 Itavia.